capire più o meno all'interno cosa succede. Come potete ben vedere ho collocato un bel cartellino appunto della nostra fabbrica di elettronica di consumo e sicuramente ho stoppato, come dire, la visuale, perché sicuramente dobbiamo capire come funziona prima di effettuare mosse false. Allora, vediamo un po', esiste ovviamente il classico garage per i camion da trasporto, vediamo un po', il cartello della fabbrica di elettronica di consumo indica la strada per raggiungere la fabbrica e sicuramente i consumatori che visitano la fabbrica non sono visti di buon occhio. Allora, abbiamo una catena di montaggio delle televisioni e la catena di montaggio dei computer. Allora, abbiamo bisogno, per collocare ovviamente la catena di montaggio dei computer, di fare ricerche sulla catena di montaggio di computer nel quartier generale dell'elettronica. Allora, serve il quartier generale dell'elettronica, quindi se la situazione andrà bene con le televisioni, magari andremo a collocare qualche zona appunto per creare computer. Allora, innanzitutto le televisioni cosa dicono? Come farà la gente a vedere la guerrita Squadra 5 su Sims New TV alle 11 senza una televisione? Crea televisioni grazie ai processori e alla plastica e vendile nel mercato globale. Puoi anche importare plastica o processori dal mercato globale. Allora, vediamo un po' cosa succede. Prima di andare avanti con questa produzione di televisioni dobbiamo creare un nuovo magazzino commerciale per accogliere quindi le nostre nuove televisioni. Allora, dobbiamo capire più o meno come fare. Allora, innanzitutto io direi di collocare una piccola catena di montaggio da queste parti, perfetto, in modo tale da renderci conto come possiamo usufruire del nostro spazio. Andremo a utilizzare questa piccola strada appunto da questa parte, vediamo se mi riesce appunto questa piccola modifica, vediamo un po' di portarla da questa parte, speriamo che entrino tutte le mie possibilità di collocare televisioni, vediamo un po', ok, proprio come volevo. $10.000 ben spesi per il nostro magazzino commerciale, eliminiamo questa zona di raccolta merci e collochiamo appunto delle nostre zone appunto per il deposito delle televisioni, ben 4 zone appunto di raccolta, vediamo di usufruire di tutto lo spazio nella maniera migliore, vediamo un po' se c'è qualche altro posto da questa parte, perfetto. Ok, le nostre televisioni vediamo quanto vengono vendute, 127.950 per 1000 unità, molto bene, dobbiamo metterci davvero sotto. Allora, lavoriamo immediatamente, aggiungiamo un'altra, anzi, innanzitutto iniziamo con questa, come dire, produzione un attimino limitata per capire più o meno se tutto andrà nella maniera migliore, perché sicuramente dobbiamo utilizzare le leghe adesso in maniera duplice. Allora, facciamo un po' di conti, 20 tonnellate di lega appunto nella nostra fabbrica di elettronica di consumo e altre 20 tonnellate di leghe nella nostra fabbrica di processori, quindi sono 40 tonnellate di leghe. Le leghe, vediamo un po' a quanto vengono importate. Allora, vengono importate a 41.000, quindi ne dobbiamo importare 40 unità, sono $160.000 di importazioni per riempire quindi ovviamente le nostre zone, e quindi riempiendo le nostre zone abbiamo 4.000 casse di televisioni che vengono vendute a 127.000, quindi abbiamo circa $500.000 di guadagno, e qui ovviamente altri 8.000 casse di processori che vengono vendute a 68.000 l'una, quindi ne abbiamo 8.000, abbiamo circa 1 milione di guadagno con le nostre appunto spese, quindi cerchiamo di fare il tutto nella maniera migliore. Un altro rischio, ragazzi, bello grosso per la nostra città. Allora, la plastica non deve essere necessariamente più esportata, deve essere utilizzata localmente adesso, perfetto. Ok, abbiamo 20 tonnellate di riserva, qui stiamo producendo il tutto nella maniera migliore, bene. Chissà se chiudessi la produzione immediatamente per evitare quindi i costi orari, se arrivassero direttamente le risorse. Bah, vediamo un po' cosa succede. Allora, dobbiamo produrre così tanti processori da portarli direttamente nella nostra fabbrica. Ok, vediamo di aumentare anzi, aspettate, qui ancora, forse il calcolo che abbiamo fatto prima è sbagliato, perché la nostra fabbrica di televisori ha bisogno dei nostri processori, quindi necessariamente i processori dovranno essere portati anche qui vicino. Allora, vediamo di aumentare la velocità in modo tale da importare direttamente le leghe. Facciamo una cosa per volta, vediamo cosa succede. Allora, vediamo come sta andando nella nostra fabbrica, nella nostra piccola zona appunto della, come dire, della caserma dei pompieri, ancora chiuso per personale. Mamma mia, la nostra città se ne sta andando in fiamme e abbiamo ancora problemi per cercasi di personale, gli mancano 20 uomini per guidare un camion dei pompieri. Ma dai ragazzi, cercate di fare presto. Cioè, abbiamo 103.000 abitanti e non trovano un uomo da mettere su un camioncino per guidarlo, maledizione. Guardate un po', abbiamo bisogno, ragazzi, di pompieri per adesso. Se qualcuno potesse inviarne qualcuno ne sarei davvero molto grato, maledizione. Date un'occhiata. Abbiamo bisogno davvero di tantissimo personale. Allora, intanto torniamo vicino alla nostra zona appunto di produzione delle leghe. Adesso importiamo, come dire, 80 tonnellate di leghe, potrebbero essere davvero ideali per evitare quindi di ottenere problemi nei prossimi mesi. Ok, adesso manteniamo quindi l'utilizzo locale, 90 tonnellate di leghe, mamma mia, abbiamo raggiunto il massimo. Ok, allora vediamo come va la nostra fabbrica di consumo dell'elettronica. Maledizione, però ci mancano cittadini, vediamo un po', è impossibile questo fatto, vediamo un po' cosa succede. Allora, dobbiamo ottenere delle persone, vediamo
vediamo un po' come va nella sezione della popolazione, vediamo un po' cosa succede. Allora, il consulente dei lavoratori, potete vedere che arrivano lavoratori da tutte le città circostanti, da Wonderland City, da Well City, ma anche dalla nostra Independent City. Allora, mi sa che dobbiamo collocare qualche altra zona appunto per far arrivare cittadini nella nostra città. Vediamo cosa succede. Allora, all'interno del nostro piccolo, della nostra piccola stazione ferroviaria, mi sa che abbiamo raggiunto la capacità massima. Vediamo cosa succede. Dobbiamo piazzare un'altra stazione ferroviaria. Arrivano poche persone al giorno, maledizione. Vediamo di collocare, come dire, una stazione degli autobus per invogliare quindi i cittadini ad arrivare direttamente nella nostra città e con più rapidità. Vediamo di posizionarla appunto in una zona adeguata per evitare di distruggere delle particolari abitazioni. Vediamo un po' se possiamo trovare un luogo adeguato. Vediamo un po', qui può andare abbastanza bene, molto vicino alla nostra scuola e soprattutto all'ingresso in città. Perfetto, ok, adesso sicuramente con la nostra stazione degli autobus fluidificheremo il traffico, necessariamente, ed accoglieremo nuovi pendolari in città. Ok, dobbiamo attendere qualche attimo in modo tale che la nostra città venga popolata di cittadini e iniziare finalmente il nostro lavoro con la fabbrica di elettronica. Bene, eccoci arrivati. Come potete ben vedere, la nostra fabbrica di elettronico di consumo non ha raggiunto la sua possibilità, come dire, di accogliere lavoratori, quindi è stata chiusa direttamente dal sindaco. I $360.000 spesi ovviamente non saranno un problema, perché li avremmo dovuti spendere ugualmente. Anche il nostro piccolo magazzino commerciale verrà chiuso immediatamente. Sicuramente queste zone verranno utilizzate più avanti, quando la nostra educazione aumenterà di certo, arriveremo magari al quarto cappelletto ovviamente universitario. Allora, io avevo pensato di collocare una zona appunto per l'educazione drastica dei nostri cittadini, ovvero la nostra università. Come hanno detto appunto i nostri cittadini nella parte nord della nostra città, che si sta evolvendo in maniera adeguata, i nostri cittadini hanno possibilità intellettive davvero elevate, quindi potremmo collocare una bella università al posto della nostra scuola professionale. Come avete ben potuto vedere, l'ho eliminata appena adesso e adesso potremo andare a collocare appunto la nostra bella università da queste parti. Allora, l'unico problema è scegliere appunto il luogo adeguato per iniziare a collocarla. Allora, vediamo un po', possiamo addirittura eliminare questa piccola zona, magari adesso collocheremo nuovamente la nostra piccola biblioteca, eccola qui, possiamo collocarla appunto qui in mezzo, perché gli spazi devono essere sempre ottimizzati al massimo. Vediamo se possiamo posizionarla appunto da queste parti. Perfetto, vi ricordo che l'università aumenta ovviamente il livello tecnologico degli edifici industriali nelle vicinanze. Allora, $88.000 sicuramente ben spesi. Vediamo di metterla appunto da questa parte. Eccola qua, finalmente la nostra università. Andiamo a completare anche un altro traguardo che c'era stato imposto, come dire, dalla nostra cara assistente all'istruzione. Eccola qui, $7.500 utili appunto per capire più o meno quello che dobbiamo fare. Allora, necessariamente i dormitori potrebbero essere davvero un'occasione tale da aumentare la popolazione in maniera considerevole. Aggiungi studenti in più alla tua popolazione senza dover costruire più case. $40.000 l'uno, quindi ovviamente le spese sono concrete. Vediamo di metterla appunto da questa parte. Mamma mia, un vero e proprio college qui quest'oggi a Spoon Island. Vediamo di collocare anche il terzo appunto da questa parte. Molto bene. Ok, adesso tutte le strade ovviamente sono collocate tramite queste piccole strade in terra battuta. Eccole qui, finalmente la nostra nuova università. Allora, adesso sicuramente abbiamo un deficit finanziario. Aumentiamo un attimino la tassazione per quanto riguarda il basso reddito per rimanere sempre in su. Perfetto. Abbiamo ancora problemi con gli incendi, 4 edifici bruciati al giorno. Mi sa che tutti i camion stanno intervenendo. Vediamo un po'. Allora, cosa succede? Vediamo un po'. Probabilmente qualche casa è andata in fiamme. Eccola qui che arrivano direttamente i pompieri, quindi sicuramente problemi non ce ne stanno. Perfetto. Ok, dobbiamo solo aumentare, come dire, il livello educativo della nostra popolazione. Intanto qua passano aerei a una velocità davvero impressionante. Ok, speriamo che arrivino direttamente i professori utili appunto per la nostra università per iniziare appunto il nostro ciclo educativo. Allora, vediamo un po', magari potremmo anche contribuire, come dire, con la nostra produzione, come dire, con la nostra conoscenza delle belle facoltà di ingegneria potrebbero essere fondamentali, perché le facoltà di ingegneria aumentano il guadagno industriale di basso e medio reddito nella città. Però anche, come dire, la facoltà di economia e commercio potrebbe essere utile per gli edifici commerciali, ma ancora meglio la facoltà di scienze, che aumenta sicuramente il guadagno industriale dell'alta tecnologia in città. Abbiamo una grande quantità di industrie ad alta tecnologia in città, come potete ben vedere. Cybern Corporation, date un'occhiata, Extrudo Foods, Transistor traumatizzati, infatti sono ben traumatizzati, che sono sull'orlo del fallimento, i miei cari amici. Ne abbiamo davvero tante, quindi potrebbe essere davvero una mossa importantissima collocare appunto la nostra facoltà di scienze per aumentare nettamente i guadagni. Allora, abbiamo problemi ancora con le acque reflue, c'è troppa pupù che fuoriesce dai gabinetti dei nostri cittadini. Vediamo come sta andando. Mi sa che ci sono troppi tubi ormai ostruiti. Mi sembra di aver capito bene. I tubi che hanno raggiunto ovviamente la massima capacità vengono indicati da questa melma che si ritrova in superficie, quindi possiamo eliminarla per collocare nuovi tubi. Ragazzi, se non ho capito bene magari fatemelo sapere tramite un commento, perché ancora questo fattore dei tubi delle acque reflue non è che appunto l'ho capito, non è di mio gradimento. Quindi vediamo di collocare altre due zone appunto di raccolta ben pulite, ben libere. Perfetto. Raggiungiamo, vediamo un po',
il surplus delle nostre acque, vediamo un po' se è vero, vediamo un po', ancora c'è bisogno, maledizione. Ok, 24 kL in su, perfetto. Eliminiamo qualche altro piccolo edificio in fiamme, anche qualche altra maceria. Ok, allora vediamo come sta andando il tutto. Stiamo ottenendo una grande quantità, le aule sono già piene, date un'occhiata, 800 studenti nelle classi quest'oggi. Adesso come faremo ad aumentare la nostra capacità, maledizione? Ovviamente esistono 4 tipologie di corsi, alle 6, alle 9, alle 12 e alle 15 di pomeriggio, quindi basta solo attendere quindi che la nostra università vada nel verso giusto. Allora, vediamo come va l'educazione. Carenza di lavoratori, le scuole non hanno abbastanza insegnanti, vediamo un po' cosa succede. Maledizione, ragazzi, dovete fare qualcosa appunto per la nostra piccola cittadina. Ci servono cittadini, soprattutto lavoratori per la nostra città. Abbiamo grandi possibilità di lavoro, soprattutto nella nostra fabbrica di elettronica di consumo, però ci mancano, come dire, ci manca la forza lavoro, ovviamente le mani da mettere in pasta per guadagnare appunto qualche soldino. Abbiamo ancora 1000 soldini di budget in più, perfetto, siamo riusciti a ottenere anche 700.000 di transazioni mensili. Ho perso un attimino il mercato delle leghe, vediamo di concentrarci nuovamente qui e vediamo come sta andando. Allora, abbiamo abbastanza leghe per la produzione, vediamo come sta andando i processori, abbiamo grandi capacità di produzione, vediamo come sta andando qui all'interno. Perfetto, allora vediamo se tutto va nella maniera migliore. La plastica è utilizzata localmente, i processori vengono esportati, il petrolio localmente, il carburante viene esportato e le leghe ovviamente utilizzate locali. Ok, perfetto, tutto sta andando nella maniera adeguata. Il nostro carburante ancora energia, maledizione, vediamo un po', l'energia deve essere smistata ancora nella maniera adeguata nelle nostre zone. Ok, mi sa che la nostra università sta prendendo davvero piede, possiamo già migliorare la nostra università grazie ai nostri cittadini che sono riusciti, come dire, a darci il loro supporto educativo. Eccoli qua, finalmente il nostro nuovo miglioramento ci consentirà di collocare la nostra facoltà di scienze. Prima di collocarla vediamo di analizzarle tutte per benino per avere un'idea adeguata di quello che sta succedendo, ma date un'occhiata a quanti cittadini che si ritrovano nella nostra città con questa nuova università. Addirittura ci sono macchine degli anni 50, sembra davvero un drive-in piuttosto che un'università, davvero un fantastico spettacolo appunto vista così, una sorta di modellino da mettere da collezione. Allora, vediamo un po', capiamo più o meno cosa fanno le nostre facoltà. La facoltà di economia e commercio, come abbiamo ben potuto vedere, migliora ovviamente le nostre possibilità di espansione commerciali. Questa sicuramente era adeguata in una città ovviamente con grandi possibilità turistiche. La facoltà di ingegneria ovviamente aumenta, come dire, avete visto ragazzi, ovviamente la facoltà di ingegneria dà la possibilità di ottenere il garage dei mezzi NBCR, quindi non è default, abbiamo bisogno della facoltà proprio adeguata per collocarlo. Allora, in seguito ovviamente è frequentata dai nerd e aumenta ovviamente il guadagno delle industrie di basso e medio reddito nella città. Capiamo più o meno le nostre industrie che reddito hanno. Il reddito delle nostre industrie è elevato, potete vedere che la maggior parte hanno ovviamente un reddito elevato. Eccole qui, transistor traumatizzati ancora stanno per crepare, potete vedere una grande quantità di denaro che potrebbe essere investito. Fai commettere 10 crimini, qua la gente si sta scannando, vediamo cosa succede. Mi sa che adesso dobbiamo rinnovare il tutto per quanto riguarda il distretto di polizia, 20.000 dollari intanto che ci piovono dal cielo. Allora, in seguito vediamo cosa succede. I problemi potete vedere che si accavallano sempre uno sopra l'altro e diventa ancora tutto più intrigante. La facoltà di legge, anche questa potrebbe essere bella, magari potrebbe essere la nostra seconda specializzazione dell'università. Ovviamente se è frequentata dagli studenti riduce il periodo di riabilitazione dei criminali. Bene, e ovviamente abbiamo anche la facoltà di medicina, che ovviamente serve per il nostro ospedale, per creare appunto l'apparato chirurgico più ovviamente intensivo. Allora, e in seguito la nostra facoltà di scienze, che come abbiamo visto aumenta il guadagno industriale dell'alta tecnologia. Collochiamolo immediatamente da questa parte, eccola qua, 40.000 dollaroni ben spesi. Ok, perfetto, adesso dobbiamo attendere che venga il tutto rinnovato nella maniera migliore. Aumentiamo un altro pelino le tasse per quanto riguarda il medio reddito. Perfetto, ancora problemi con le acque reflue, tubi intasati, mamma mia quanti problemi uno dietro l'altro. Allora, vediamo un po', ancora carenza di lavoratori, però abbiamo abbastanza iscritti, quindi più o meno adesso miglioreremo il tutto. Ok, vediamo cosa succede per quanto riguarda il nostro distretto di polizia. Allora, la torre TV ha ancora 50 seguaci, per adesso non voglio sguinzagliarli perché altrimenti finirei per rovinare la mia città. Abbiamo 9 crimini commessi al giorno, maledizione. Vediamo cosa ci dice appunto il nostro amico. Assicurati che non ci sia troppo traffico, così la polizia potrà raggiungere il criminale prima che scappi. Infatti il traffico è uno dei problemi principali. Allora, vediamo di capire cosa fare. Guardate quanti scippi che ci sono in città, mamma mia. Allora, per evitare questo problema del traffico, invece di potenziare appunto il nostro apparato
come dire, poliziesco, collochiamo qualche nuovo autobus a prezzo di $15.000 e 250 orari, avremo altri 3 autobus in più in modo tale da fluidificare il traffico. La gente ricca non dovrebbe salire su un autobus stracolmo, infatti eccovi nuovi autobus disponibili appunto per voi stessi. Ok, potete vedere che la nostra città sta prendendo appunto la piega giusta, abbiamo posizionato la nostra fantastica università, adesso siamo quasi vicini al secondo miglioramento e potremmo anche concentrarci verso un altro progetto di ricerca, ce ne sono davvero tanti disponibili. Addirittura, ma dico addirittura, potremmo convertire la nostra energia, come dire, petrolifera, come dire la centrale elettrica a petrolio, nell'energia nucleare, che vi piace tanto, che ho visto che sono arrivati tantissimi commenti per questa energia nucleare. Appena arriveremo, come dire, a un livello di educazione elevato, vedremo di convertire la nostra centrale elettrica a petrolio magari nella nostra centrale nucleare, se abbiamo magari tanti guadagni per quanto riguarda il nostro commercio e la nostra esportazione. Per adesso sta andando tutto molto ma molto bene, abbiamo ancora tante leghe, tanti processori da esportare, ancora addirittura possiamo come dire, migliorare ancora il nostro impero nella maniera adeguata. Potete vedere che abbiamo già la possibilità di collocare il nostro quartier generale dell'elettronica, quindi abbiamo grandi possibilità di espansione. Allora magari possiamo andare a collocare nei prossimi gameplay un'altra fabbrica di processori per produrre ancora più processori, ovviamente aumentare la nostra quantità mensile di esportazioni, perché davvero stiamo guadagnando grandi possibilità di espansione. Allora ragazzi, ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay e adesso sicuramente il nostro livello educativo starà aumentando in maniera considerevole, sicuramente abbiamo bisogno di tanti lavoratori, quindi ragazzi mi raccomando, vedete un po', addirittura arrivano cittadini anche dall'altra parte come dire, da Garden Power, sicuramente è stato collegato la nostra cittadina tramite ovviamente l'apparato universitario alla sua, e quindi sicuramente arriveranno più cittadini. Quindi se qualcuno di voi avesse più cittadini, come dire, a basso, medio ma anche alto reddito, cercate di farne venire un po' nella nostra città, che ci manca davvero la forza lavoro in maniera considerevole. Intanto arriviamo sul finale con la nostra grande opera, che è, come dire, è arrivata quasi al termine delle sue possibilità, quindi il nostro aeroporto internazionale potrebbe darci anche una spinta in più per quanto riguarda l'industria nella nostra città. Siamo arrivati a 1.254.000 abitanti, quindi davvero un grande risultato. Fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate di questo nuovo gameplay, e magari fatemi sapere che cosa ne pensate per quanto riguarda l'idea della nuova cittadina incentrata sulla popolazione. Sicuramente ancora mancherà un bel po' prima che riusciremo a completare la nostra cittadina, ancora ci sono parecchie cose da fare, sicuramente ancora la nostra università continuerà a espandersi e sicuramente dovremo provvedere per costruire la nostra città nella maniera migliore per accogliere più cittadini. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ci sentiamo al prossimo gameplay ragazzi, ciao a tutti!